Dal 2004 il 14 giugno viene festeggiata la giornata mondiale del donatore di sangue proclamata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per l'importante occasione l'Associazione Donatori di Sangue Fratres Sora ha organizzato una raccolta con l'autoemoteca messa a disposizione dalla Regione Lazio ed un'equipe medica dell'ASL in Viale Regina Elena. Oggi è la giornata mondiale della donazione del sangue e siamo qua a Sora, in Viale Regina Elena, davanti alla gelateria Masci, che ringraziamo e ci ha ospitato, a effettuare la donazione del sangue. Il sangue in estate si dona di meno ma si consuma di più, quindi facciamo un appello a tutte le persone sensibili, a tutte le persone solidari. Pensiamo a chi ha bisogno del sangue, si trasfonde tutti i giorni il sangue. Donatori e non, inoltre, hanno avuto la possibilità di effettuare controlli audiometrici gratuiti grazie agli operatori Udienz presenti accanto allo stand Fratres. Donare sangue salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore. Donare il sangue fa bene a chi lo riceve perché è un liquido salvavita che non si acquista, non si fabbrica, non si compra, ma fa bene anche a chi lo dona. È una botta di vita, è un gesto eroico che fa bene soprattutto a chi dona, ripeto. Poi fa bene anche perché chi dona ha diritto a una giornata di riposo, ha diritto a fare le analisi gratuite che si fanno a ogni donazione e ha tutti i vantaggi previsti dalla legge, quindi il donatore è un volontario protetto dalla legge. La carenza di sangue rappresenta una vera e propria emergenza, in particolare nel periodo estivo. Vi vorrei ricordare che la prossima donazione sarà sempre qui di fronte alla gelateria Masci con l'autoemoteca il 23 giugno, sempre che è di sabato, dalle 7:30 alle 11 saremo presenti qui. Vi aspettiamo numerosi, grazie mille.